Roberto Spano del Movimento per la Decrescita Felice Sardegna, nonché amico di vecchia data e compagno di avventure. Buongiorno a tutti e grazie a Progress per questo invito. Ora è doveroso il ringraziamento a Progress come ospite, anche se io personalmente non mi ritengo un ospite perché questo è il mio luogo politico, voi siete la gente del mio villaggio e è quello che mi lega all'indipendentismo moderno, è propositivo di Progress, è qualcosa che va è ben più importante di una tessera fatta o non fatta o che si potrà fare in futuro, ma la cosa importante è il desiderio di contribuire all'obiettivo comune dell'indipendenza per la nostra terra e in particolare con questo movimento. Io oggi porto i saluti del Movimento per la Decrescita Felice, che è un movimento, questo MDF è nato in Italia, ma il suo fondatore Maurizio Pallante è molto contento del mio impegno e gli ho spiegato che molto presto MDF sarà un'associazione internazionale perché esisterà MDF Destinazioni Sarda e questo gli fa moltissimo piacere fare un salto di qualità oltre che ritenere, ho detto, è nato in Italia, ma in realtà per la consapevolezza dello stesso Maurizio Pallante ha riconosciuto come qui in Sardegna c'è abbiamo detto di germe, c'è il germe di un diverso modo di immaginare il nostro futuro economico e sociale. Mi ha fatto molto piacere che l'amico Giacomo Meloni della CSS abbia nominato Eliseo Spiga. Lui sa quanto condividiamo l'amore e la stima per questo grande intellettuale, per questo grande sardo universale, che ha scritto di diversi modelli di convivenza economica, ben prima che potessero scrivere Pallante e Latouche, quando ancora ne parlava soltanto qualche sperduto filosofo che guardava più avanti. Uno di questi sperduti filosofi è proprio Gandhi, che è uno dei padri fondatori putativi del nostro movimento. Non c'è qui, ovviamente ha ragione Omar, non è la possibilità di poter approfondire. È stato molto importante, molto toccante la testimonianza del delegato dal Sulcis. Ha perfettamente ragione che bisogna dare una risposta politica al problema della deindustrializzazione in Sardegna. Non si può solamente dire deindustrializzazione, è necessario dirlo, perché quel modello di sviluppo ci ha portato morte, distruzione, fame, povertà, disoccupazione, perdita di identità, perdita di narrazione, perdita di senso, perdita della stessa ragione di essere sardi. Ma è stato talmente forte quel movimento, è stato talmente forte questa imposizione che non la si può liquidare con una battuta e non la si può neanche liquidare con una rivoluzione. È necessario un progetto politico graduale che comprenda passo per passo quali possono essere i diversi step che porteranno a liberarci da un tipo di industrializzazione che non è sarda, che non fa parte del nostro DNA, che non ci aiuta ma ci deprime ed è fatto per interessi che sono esterni. Noi abbiamo tante idee, abbiamo tante proposte, è chiaro che il desiderio di poterlo condividere, di poterlo portare. Non posso dilungarmi oltre, voglio solo chiudere perché ho detto che io qui non mi sento ospite, ma è la mia casa. Perché anche nel documento politico al quale ho comunque potuto l'onore di poter contribuire, dice una cosa che io sono sicuro che è l'unico partito al mondo che abbia questa posizione nel proprio statuto politico. Noi ripudiamo la violenza e consideriamo violente e quindi inaccettabili le pratiche economiche, produttive e commerciali che si basano sullo sfruttamento indiscriminato e insostenibile dell'ambiente, delle risorse e della manodopera di qualsiasi popolo e nazione. Con questo avrete sempre il mio sostegno e appoggio. Grazie.
Grazie Roberto.